Aggredito alle spalle con una tecnica di soffocamento che gli ha fatto perdere i sensi, è derubato di un orologio da quasi 100.000 euro e di un bracciale d'oro. Non è successo in un quartiere degradato nel cuore della notte, è accaduto di mattina in via Leardi. La vittima è un 75enne che rincasava dopo una serie di commissioni. A Mestre è l'episodio più eclatante di una serie di colpi contro gli anziani, con tecniche tipo quella dei finti abbracci, spacciandosi per conoscenti e sfilando orologi e portafogli. Il comitato di quartiere Pertini svolge periodicamente corsi che insegnano agli anziani a difendersi. Fortunatamente da noi atti di violenza per il momento non ce ne sono stati. Piuttosto tentativi di entrare nelle case degli anziani con la scusa di vedere fumi che escono fuori oppure per un cambio di caldaia. Riscontriamo una recrudescenza molto forte. Diciamo che un 30% in più in poco tempo non è poco. Sicuramente va fatta sì un'opera sociale per portare le persone che vogliono farsi aiutare a tornare sulla retta via, ma va fatta anche, ed è importante, lo dico anche a nome di Fratelli d'Italia, un'opera proprio anche di repressione delle zone più preoccupanti che presentano situazioni totalmente illegali ogni giorno. Francesco Zingarlini è consigliere comunale con Fratelli d'Italia e da presidente della commissione consiliare che si occupa di sicurezza plaude ad iniziative come quella del comitato del quartiere Pertini a favore degli anziani. Anche in un'ottica di una futura amministrazione queste associazioni dovranno, secondo me, avere sempre più valore ed essere anche magari sovvenzionate dal comune. Questo è un aiuto importante che potremo assolutamente dare.